Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. US Sicilian è arrivato a Times River e siamo nella casa del cavaliere Settimo Guttilla. Adesso venite con me che andiamo a bussare. Salve, welcome! Welcome. Lei è il signor, anzi mi scusi, il cavaliere Settimo Guttilla? Sì. Stiamo parlando con la persona Nato a giusta? Bolognetta. Nato a Bolognetta? E allora possiamo entrare. Qui con Settimo Guttilla e per me è un grandissimo onore intervistarlo. Ho già ascoltato parte della sua storia, ma non vedo l'ora di riascoltarla. Prima domanda fondamentale: da che città provieni? Bolognetta in provincia di Palermo. Lontanissima sicuramente da dove ci troviamo adesso, in America. E come ti è venuta l'idea di lasciare la tua città, la tua terra e venire qua? Io non lo vedo così lontano. Tanto io non l'ho mai lasciata, semmai me la sono portata dietro. E chi ti sei portato dietro con te? Tutto. Tutto quello che possiedo. Mia moglie e poi i figli li ho fatti qua. La famiglia l'ho creata qua. Portandomi Antonina ho portato con me anche la mia città, cioè il mio paesino. Difatti in questa casa dove stiamo parlando adesso, tutto il marmo, i mattoni e il balcone viene da Bolognetta. Wow, e poco fa noi ci siamo passati, quindi abbiamo fatto una passeggiata su Bolognetta. Esatto. E allora, quindi la tua famiglia l'hai creata qui? Sì. Quindi con Antonina. Quanti figli hai? 3. 3? E poi cosa hanno continuato loro, no? Hanno fatto dei nipoti? Quanti siete in totale? C'ho 6 nipoti. Complimenti. Mi manca il 7º. Eri anche perché il 7 è il tuo numero preferito, se non ho capito male. Poi ci racconterai anche di questo numero. Partendo proprio dall'inizio della tua storia, ti ricordi il giorno esatto in cui sei partito? 15 maggio 1971. E il biglietto chi l'ha fatto? Il biglietto l'hanno fatto a Palermo, un'agenzia, e sono venuto in America con l'aereo della Pan American. Che ancora non c'è più, infatti. E durante il volo eri emozionato? Cioè, nel senso, cosa provavi dentro di te? No, la gioia di venire a trovare i miei parenti qua in America. Okay. E quando sei atterrato? Le prime sensazioni? Da sopra l'aereo, guardando giù,
vedevo le autostrade americane, Enormi. che era di pomeriggio, in cui le macchine sembravano dei fiumi che scorrevano. E guardando New York, è il primo impatto che mi è piaciuto, me ne sono innamorato. Subito, quindi è stato amore a prima vista. Sì, sì, sì. E invece tua moglie ha avuto lo stesso approccio tuo? Cioè si è innamorata immediatamente? No, tranquillamente, sì, sì, sì. Quindi una grande donna hai avuto accanto, che ti ha supportato. Altro che. Altro che. Quindi tu avevi dei parenti qui già in America Sì. e che ti hanno dato comunque un aggancio, soprattutto Sì. lavorativo. L'aggancio lavorativo me l'ha dato uno zio di mia moglie, che era già qua in America, e avendo un suo amico, un certo Giuseppe Aiello di Bolognetta, originario di Bagheria. Salutiamo Aiello, Bagheria. che lavorava lui nella costruzione a New York, e quindi mi ha trovato il lavoro là. E quindi cosa hai iniziato a fare all'inizio? Qual era il tuo lavoro? Semplice, mi hanno dato una carriola e una pala a pulire dietro i muratori. Quindi proprio dal basso. Sì, sì. E questo quanti anni fa? Cioè nel senso, da quanti anni sei qui in totale? Adesso 53. 53. Complimenti. E tu comunque sei diventato un grande imprenditore qui in America, lo possiamo dire, no? Ma io peso appena nemmeno 70 kg e sono 1,50 m. Per quello che sei riuscito a realizzare. Sì, grazie a Dio. E anche alla mia famiglia, a mia moglie prima e poi ai miei figli. Ok, come si chiama la tua azienda? INS Food. È cominciato Settimo Foods. Settimo Food. Ho scoperto che hai iniziato dal garage di casa. Sì, sì. Nel garage, come si dice, il basement? Il basement? Il sotterraneo della casa. Ok, il sotterraneo, certo, no, non ce l'abbiamo, diciamo, è una cosa tipica americana, il sotterraneo. E come hai iniziato? Cioè, qual era la tua visione? La mia visione era il commercio. Poi ho avuto la sfrontatezza e la pazzia di andare in un importatore, grande importatore, e gli ho detto che gli volevo parlare, ho fatto l'appuntamento, quando l'ho trovato là ho detto: guarda, io voglio parlarti, per favore ascoltami, quando finisco fai quello che vuoi. Lui si è messo così, mi ha ascoltato, quando ho finito mi ha fatto, dice: e quante casse di formaggio vuoi? Ho detto 4. E quanto di acciughe? 2. Ha fatto così, ha chiamato una delle ragioniere che lavoravano là e mi hanno rilasciato il coso per andare a prendere questo prodotto. Quindi si è fidato di te? Cioè ha visto qualcosa in te, una luce? Ma io penso che qualsiasi negozio avrebbe comprato benissimo 40 casse, ma loro non vendevano ai negozi, le vendevano solo ai distributori. Però io gli ho detto esplicitamente che io non volevo avere un negozio, volevo io diventare uno che fornisce un distributore. Sì. Adesso ci arriviamo. Una cosa che mi interessa sapere è se l'America ti ha accolto bene, cioè ti ha fatto sentire a casa quando sei arrivato? Sì, sì. L'America è grande ed è grande per tutti. L'America è stata fatta accogliendo, si è formata accogliendo noi tutti, di qualsiasi nazione, di qualsiasi paese. La comunità italiana, come si è comportata? Alla grande, sono diventato immediatamente il segretario del Club Sant'Antonio, appena arrivato. Appena arrivato, subito. E poi dopo anni ho fatto anche il presidente della Sant'Antonio. E quindi comunque continui a creare anche eventi per Sì, questa... sì, è una fondazione? Il prossimo mese avremo il Dinner Dance dove io sono il chairman. Ah, ok, peccato non esserci perché sennò sarei venuta. Nell'87. Anche perché so che sei un grande ballerino. So ballare. Sai ballare. Mi piace ballare. Nell'87 ho fatto un viaggio degli emigranti, portando a Bolognetta almeno un centinaio di bolognettesi rimpatriati per 5 giorni di festa, dove a Bolognetta si è fatto un monumento altissimo all'emigrante. Come vedi la tua famiglia qui? Purtroppo bene per 1000 motivi, male perché l'ho fatta sempre lavorare. Però sono felice, ecco, Sì, di lavorare. sì, Cioè, io ho sì. conosciuto tuo figlio e mi è sembrato veramente entusiasta di fare... Noi amiamo il nostro lavoro e solo se ami quello che fai lo Esatto. puoi fare bene, altrimenti non funzionerà. Esatto. E come ti sei posto degli obiettivi quando sei arrivato? Cioè ti sei prefissato, ecco,
adesso faccio questo, poi passo a questo, com'è stato il tuo percorso? La prima cosa è stata che arrivata qua la gente guadagnava $3,40 all'ora e prendeva $150 alla settimana. Con $100 pagava tutte le spese, con $50 riusciva a fare la spesa e mettere qualche soldino in banca. E quindi per un po' tu hai messo da parte? No, quel sistema non mi è piaciuto. Okay. Allora ho voluto guadagnare minimo $200 alla settimana, pure lavorando lavori extra, mettere le spese di $100 alla settimana, mettere minimo $50 in banca e non dover fare mai così, guardare i miei soldi, posso comprare questo? No, potevo comprare. L'avrei comprato. Può diventare un sistema, il sistema di Settimo possiamo chiamare. Sì, esatto. Sempre ritornando al discorso mi hai detto che non hai lasciato la tua terra, quindi hai anche portato qui le tue tradizioni. Come le hai portate? Certamente, creando la famiglia che esisteva a quei tempi in Italia, non quella che esiste oggi. Che non è che non sono d'accordo, per carità, però non è il mio modo di vivere. Questo è il mio modo di vivere. E per esempio le tue nipoti conoscono per esempio delle tradizioni che si facevano a Bolognetta? Cioè tu hai raccontato? Certamente, sì? Le ho addirittura portate in Italia io. Sì, mi hai detto per il compleanno di una tua nipote, vero? Sì, lei proprio l'ultima? Sì, questa cosa mi ha colpito tantissimo. Ma anche le gemelle, che sono le più anziane, che oggi sono all'università, due delle più belle università, o buone università americane, le ho portate là. Complimenti. Perché nel terreno che c'è in Italia ancora, in cui la mia famiglia possiede, no io perché non ne voglio più sapere, gli raccontavo per farli addormentare i miei figli la sera, le storielle, gli raccontavo la storia del signor Bartolomeo. Il signor Bartolomeo aveva in Italia la grande farma, aveva gli animali, i cavalli, gli asini, le pecore, le vacche e tutto, e si addormentavano. E loro hanno capito che ero io, però non me l'hanno mai detto. Poi le nipotine, io le raccontavo pure perché spesso dormivano a casa nostra con mia moglie e me. E un giorno mio figlio gli disse che le poteva portare in Italia e mi dicevano a me sempre: un giorno vedremo la casa del signor Bartolomeo. Certamente. Così che quando mio figlio ha detto che le avrebbe portate in Italia, dice: nonno Settimo viene. Dice: no, deve venire nonno Settimo, altrimenti non andiamo. Quindi quando sono andato di nuovo a Bolognetta, prima di loro, ho ricostruito quella casetta che era in una mandria dove si faceva tanto, che Dio solo sa nei secoli e nei millenni quanti milioni di chili di formaggio si è fatto in quel posto. Però in Italia adesso si usa dare fuoco alle campagne, si è bruciato tutto. Ho rimesso di nuovo quella casetta all'impiede, piccola, l'ho chiamata Home of Signor Bartolomeo, e con le mie nipotine siamo state là, si sono addormentate in braccio al nonno Settimo in questo giaciglio di campagna. Bellissimo, il tuo spirito di amore per la famiglia mi colpisce il cuore davvero. Mi sembra quasi scontata farti questa domanda, ma te la faccio. Ritorneresti in Sicilia? Io ci torno spesso in Sicilia, ma non per viverci, mai. Ormai questa è la mia terra. È uguale a mia moglie, io ho sposato mia moglie per sempre. Per sempre. Io sono in America per sempre. Quindi se dovessi immaginarti Settimo a Bolognetta, cioè non ci riusciresti? Per viverci no. Se volessi dare un consiglio a chi vuole lasciare la propria casa, portandosela ovviamente, e magari venire qui e affrontare, ecco, la realtà di adesso, che sicuramente non è uguale a quella di quando sei arrivato tu, che consiglio daresti? Statevene a casa. Ormai l'Italia è il bel paese, l'Italia non è quello che ho lasciato io più di mezzo secolo fa, e in Italia si sta bene. Sì. Anche se ci si lamenta, perché il lamento fa parte dell'italianità. Però qui c'è più meritocrazia, secondo me. Sì, fuori dubbio. Cioè, nel senso, se qui si parte da zero si può diventare qualcuno. Lì magari se non hai anche quel pizzico di fortuna che esiste, come parlavamo poco fa, magari ecco, si rimane sempre nello stesso punto.
A Bolognetta c'è un cesto di Cesare Trentacoste che il nonno era contadino e era fortunato se aveva il cavallo. Sì. E invece lui ha saputo fare grande cosa a Bolognetta, quindi è sorta e morto, non va da porta. Esatto. E se sei qualcuno ovunque, se sei inutile ovunque. Però lo devi sentire dentro, cioè Sì, devi sì. crederci davvero. Yes. Oltre a Cesare Trentacoste c'è un mio parente che si è arruolato dal ragazzo nell'Arma dei Carabinieri, e a Bolognetta ci sono state tante persone, specialmente nella loro famiglia, che si sono arruolate a fare il carabiniere e si sono concedati da carabiniere. Lui non si è congedato da E carabiniere. da cosa si è congedato? Da capitano. Quindi perché volere è potere. Esatto. Sei felice? Molto felice. Molto. Ed è bellissimo. Spero che questo, ecco, raccolgano la tua storia come esperienza da trasferire a se stessi, perché la tua storia è veramente bella. Soddisfattissimo della mia vita. E allora abbiamo parlato tantissimo della tua vita personale, ma adesso tu ci accompagnerai nel cuore della tua azienda e non vediamo l'ora di vederla. È un'azienda che finalmente siamo riusciti a costruire questo magazzino che è a passo con i tempi, perché ho cominciato nel garage, a casa mia, però poi un piccolo magazzino, uno più grande, adesso abbiamo realizzato questo che vedremo. E dopo essere stati a casa di Settimo Cuttilla, adesso siamo dentro la sua azienda INS, aperta dal 1980, e adesso lui ce la farà visitare. Venite con me. Grazie. Siamo nell'ufficio dove ci sono i miei gemelli. Questa era mia moglie, quando ci siamo fatti fidanzati, aveva solo 16 anni. Io ne avevo 23, perché eravamo 7 anni di differenza. 7 anni, questo 7 c'è sempre nella tua vita. Sempre 7, ovunque e comunque. Complimenti per questo ufficio. Questi sono tanti gemelli, io sono un appassionato di calcio. Non l'avrei mai detto. Però anche delle navi, per esempio. Quello là è Cristoforo Colombo, quello sopra. Sì, lì c'è la Nina. Lì c'è la Nina, con la quale io sono venuto in America, solo con la Nina, senza non la saresti finta mai Santa arrivato. Maria. No, assolutamente. E ho fatto la mia fortuna. Che ne pensi se ci accomodiamo un po' e ci facciamo una chiacchierata, così mi racconti intanto delle chicche di questo ufficio e poi continuiamo con la storia di INS, ok? Diciamo che c'è tutta la mia vita qui dentro, prego. Grazie. Intanto, benvenuti di nuovo. Grazie mille. Per me è un onore, un privilegio avervi qua, perché naturalmente per uno che viene da Bolognetta e ha cominciato a lavorare alle Torri Gemelle come manovale, essere arrivato qua è importante, però avere a voi... È una soddisfazione personale la tua. Esatto, poi avere a voi che avete avuto questo piacere di filmare è un privilegio. Vorrei che tu mi spiegassi questo nome, INS, Food Service. È cominciato come Settimo Food. Ok, all'inizio proprio. All'inizio, poi mio fratello, che si trovava anche lui qui in America, ed è ancora in America, le ho chiesto di venire insieme a me, e lui ha voluto partecipare. Purtroppo è durato poco il nostro matrimonio tra fratelli, però avete preferito rimanere una famiglia, ecco. Esatto. Ho preferito perdere il partner o il compagno di lavoro e avere ancora per sempre il fratello, che è uno dei migliori fratelli che tu vuoi desiderare. E quindi è rimasto INS, che significa Emilio e Settimo. Ah, ok, ecco, adesso abbiamo scoperto. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto chiacchierando con te è stata che tu hai detto che qui gli operai non lavorano per te.
ma lavorano con te. Esatto. Raccontami questa cosa. Ma è semplice, io sono sempre di quel parere che un leader, in questo caso anche se piccolissimo come me, sia come valore perché è una piccola azienda e sia come statura, io sono 1,50 m, quindi. Però un leader effettivamente è lui che deve farsi seguire, non comandare, come si soleva dire tante volte prima, armiamoci, andateci, no, quello non lo farò mai. Ecco perché loro quando sono fuori rappresentano te. Esatto. Loro e ti rendono comunque fiero. Non diventano più quello che è venuto dall'Italia o da qualche altro posto del mondo, ma sono il settimo che sta facendo le consegne. Bellissimo, questo si è notato anche guardando proprio i tuoi dipendenti, nel modo in cui ti salutavano, ti chiedevano come stavi. E è stato bellissimo vedere questo aspetto familiare che solitamente nelle aziende non si ritrova. Questa è una mia seconda famiglia e le persone che collaborano con me o che lavorano con me è un'altra famiglia. Bellissimo. E non ha importanza di dove arrivano, di dove non arrivano, perché il pianeta Terra appartiene a tutti. E invece dietro di te ci sono tante, targhe. Cosa sono queste targhe? Cosa sono queste targhe? Sono queste targhe? Sono targhe che ho avuto l'onore di ricevere dai vari esponenti dei vari gruppi etnici, cioè del Corleone, dello Scoglitti, sei stato uomo dell'anno? Sì, molte volte. Molte volte, sì. Sono stato fortunatissimo su questo. E forse una delle più importanti è l'onorificenza di cavaliere che ti hanno dato Napolitano e Berlusconi. Esatto. Com'è successa questa cosa? Avendo questa enorme collisione con la comunità italiana, il consolato generale di New York mi ha chiesto il mio, come si dice, curriculum? Tuo curriculum? In cui quando l'hanno appena avuto immediatamente mi hanno dato il titolo di cavaliere. Per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che ha fatto. Va bene, che dici se adesso ci andiamo a fare un giro nel cuore dell'azienda? Mi fai vedere i magazzini? Ok. Ok? Perfetto. Let's go! Quindi ti è sempre rimasto il desiderio di averne una e tuo figlio, per il tuo compleanno, ti ha regalato, i tuoi figli ti hanno regalato questa macchina, bellissima, si sente proprio l'odore del vintage, wow. E la targa è storica, questa macchina è già registrata come una macchina antica. Grazie per avermi fatto fare questo giro in questa magnifica auto che mi ha fatto veramente vivere un piccolo sogno e adesso però sono curiosa di conoscere la tua azienda nel cuore, ma soprattutto i tuoi figli che sono il futuro. Quello è l'importante. Andiamo, dai! Il bello è wow! Adesso... Eccole qua! Il futuro! I giorni! Piacere Miriam. Va bene, facciamo un tour in questo magnifico mondo che avete creato insieme. Allora, con loro però. Con loro? Siamo il distributore di mangiare e di prodotti alimentari per le pizzerie, i ristoranti, il giro, quello che chiamiamo noi New York Metro, sarebbero New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut. Questi 4 stati, ovvero che non sono pochi, No. È il più popolato zona nel mondo, forse, sai? Perché ci sono, per dire, se tu prendi 100 km in giro, c'è il masso concentrato di gente nel mondo.
Ma noi siamo non solo dei fornitori di alimentari di tutti i diversi tipi, ma noi sfruttiamo tutto il mondo. Non solo l'Italia, non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo è la nostra piattaforma per prendere tutto il prodotto di tutti i maniere. E chi fa la ricerca di mercato del prodotto? Tu? Sei proprio tu? Sì. Io, papà, e quindi abbiamo stato in tante altre nazioni per sfruttare quello che loro danno per noi, non solo. E un'altra domanda, come fate a mantenere gli standard di qualità? Questa è una grande domanda. È una delle più forti cose. Per noi è più difficile, scusi. Per noi il nostro standard, quando ci mettiamo il nostro marchio Antonina, che è la mamma, sì, rappresenta la mamma, rappresenta la nostra famiglia. Quindi quando tu prendi un prodotto col marchio nostro Antonina, già sai che la mamma, il papà e tutta sono prodotti che voi usereste. È già tutto fatto, che noi abbiamo provato e abbiamo detto che solo di questo terreno, solo di questa produzione, solo di queste giornate, certo, i pomodori per dire. Sì. Solo giornate specifiche, perché se tu prendi del principio della protezione o alla fine della protezione, al principio è tutto verde e a fine è tutto ma aperto, sfatto, sì. Io tra l'altro ho visto nella parte con la vostra azienda, voi avete una cucina dove assaggiate i prodotti che vi vengono proposti. Ogni giorno c'è un po' di noi diciamo quality control. Ok. Quindi il nostro cliente è primo per dire a noi, perché noi solo forniamo. Prende la scatola, la porta il ristorantore e loro fa il... Però ecco, nelle grandi aziende di distribuzione forse questo non lo so se si fa ancora, quindi voi date qualcosa in più, cioè controllate voi stessi. Sì. Quindi siete i primi. Sì, prima che vengono messi in commercio. Sì, noi proviamo tutto con i nostri... Complimenti. Clienti, con i nostri rappresentanti e anche i lavoranti. Certo, chiedete un consiglio. Un consiglio di tutto. Quindi è una cosa che noi forniamo tutta in compagnia, tutto insieme. Va bene, facciamo un mini giro così vediamo questo posto enorme, c'è da perdersi qua dentro. Quanti metri quadrati sono? Sono 800 metri quadrati. Tutto intero, però qui noi non facciamo solo di metri quadrati, guardiamo alle padane, quanto padane ci vanno, perché ogni posizione è una padana che si va messa, vero? 8.000, no 800. Ah sì, infatti 800 mi sembrava poco, però 8.000. 8.000, ok. Well, I get confused with the math. No, tranquilli. 8.000, ok. E sono divisi per settore, no? Sì, e quindi allora qua che dobbiamo, come lavoriamo noi è un po' diverso di altre distribuzioni, è vero? Perché noi abbiamo... Ma possiamo dire che è un metodo italiano o un metodo che avete inventato voi? No, è un metodo per il mangiare, perché ogni cosa ha la sua temperatura che si deve mantenere. Per dire, la frutta e verdura ha una temperatura, la mozzarella ha un'altra temperatura, la carne ha un'altra temperatura e poi ci sono anche le cose surgelate, esatto, e anche le cose secche, vero? Come la pasta secca, i pomodori pelati nelle lattine, cose così, vero? Quindi ci sono 6 zone di temperatura per di mantenere il prodotto. Sono curiosa di scoprire la zona più fredda. La vedrò? Sì. Va bene, facciamoci quindi, una carrellata. Allora, qua abbiamo quello che è qui era disegnato per come noi facciamo meno danno sul padana quando noi portiamo i prodotti al cliente. Quindi le cose che sono il più pesanti si iniziano, per dire, la farina, il pomodoro nelle lattine, e poi vanno a finire alle cose di carta, alla pasta, le cose che sono più fragili e che si possono rompere un po' di più. Diciamo che siete molto strutturati. Esatto. È tutto ma per arrivare a questo punto, quanto tempo ci avete messo? 44 anni. 44 anni ci siamo, 44 anni è ancora sempre a migliorare. Sì.
È una passione. Io sono, per dire, con Jerry lavoriamo molto vicino perché io sono impegnato con le vendite. Ok. Sono sulla strada e parlo un pochettino di più con il cliente e ci porto sempre un abbiglio a mio fratello perché mi dice guarda, questo è il migliore che possiamo fare, questo è il miglior pasta che c'è. Distribuiamo anche De Cecco e De Vella, questi sono i nostri tre prodotti. E quindi quando mi dici questo io dico ok, allora questo è il meglio, sì? Non si può fare di più. Non c'è un altro meglio e noi diciamo boh. Quindi è anche estenuante a volte questa ricerca della perfezione. Sì, sempre vogliamo fare un pochettino di più e trovare il meglio possibile, perché la qualità è quello che porta il cliente sempre di nuovo. Sì. La cosa che noi orgogliamo della nostra cultura, della nostra Italia, è vero? È che in Italia il pranzo, la cena è importantissima. È importantissima, sì. Quindi sono momenti di famiglia, di unione. E la qualità del cibo è importantissima. Certo, perché ti fa rimanere a tavola, non ti fa... Sì. È vero, no? E essere figlio di un contadino, questi valori sono importantissimi per noi. Quindi è quello che noi sempre cerchiamo di trasmettere agli clienti e dico, costa un po' di più, sì, però quando si mangia la cosa... Però hai una soddisfazione anche nel vedere il cliente felice. Sì. e i suoi clienti anche a sua volta, certo. Capito? Quindi sì. sono cose che si capiscono un pochettino meglio. Noi non siamo, per dire, ci sono tantissimi distributori, come ci sono tantissime marche di macchine, è vero? Sì. La Fiat è una bella macchina, fa cose, però non è la Ferrari. Fatti di tutte e due le stesse, però certo. C'è una certa qualità e gentilezza che va con la Ferrari, che non va con la Fiat. E noi cerchiamo sempre di trovare la Ferrari di alcuna marca di prodotto che abbiamo. I vostri clienti sono davvero fortunati e adesso secondo me è giunto il momento di dare un premio a questa famiglia, a questi imprenditori. E intanto vi ringraziamo per aver partecipato a US Sicilian e aver raccontato la vostra storia, che è davvero emozionante. Infatti io, Settimo, ti ringrazio perché la tua storia mi riecheggia continuamente nel cuore, dico la verità. Voglio chiudere dicendo che mentre tu hai potuto constatare che questo è il loro futuro, è il mio Sunset Boulevard. Sai cosa significa? Sì, la tua via, no? Sì, il tramonto. Va bene, io chiamerei anche Danilo, che ci teneva tanto a ringraziarti personalmente, infatti te lo faccio dare direttamente da lui questo premio, daglielo tu. Questo è un riconoscimento da parte nostra, di US Sicilian. A Settimo Buttilla. Sì. Non finirò mai di essere importante con voi. No, mai. Vi chiedo l'ultimo favore, contiamo fino a 3 e diciamo tutti insieme US Sicilian e guardiamo lì in telecamera. 1, 2, 3, US Sicilian! Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. Siamo appena arrivati al comune di Bolognetta e il sindaco Mary Elizabeth Smith ci sta aspettando. Seguitemi.
Ci troviamo a Bolognetta e siamo di fronte al sindaco Mary Elizabeth Smith. Grazie mille per averci invitato, è un onore per noi essere qui a nome di US Sicilian. E allora iniziamo con una domanda. Quali sono i principali progetti in corso per lo sviluppo di Bolognetta? Allora, noi abbiamo, anzi molto recentemente, abbiamo inaugurato quello che si chiama il Museo del Gusto. Come voi immagino saprete, Bolognetta è riconosciuto come paese del gusto, abbiamo una tradizione di gastronomia, fra l'altro con ristorazione importante, strutture di ristorazione importante, panifici, macellerie, pasticcerie pluripremiati a livello internazionale. E allora veramente possiamo offrire, diciamo, un po' il meglio nella gastronomia siciliana. Recentemente, grazie a un progetto che è iniziato in 2018, un bene confiscato alla mafia, Palazzo Monachelli, è stato ristrutturato grazie ai fondi di finanziamento PON Legalità 2014-2020 con aiuto del Ministero dell'Interno. Questo il progetto non si limita solo alla ristrutturazione del bene confiscato, ma abbiamo creato all'interno un museo del gusto con una grande cucina importante dove ci sarà un progetto di recupero e assistenza a giovani a rischio dai 14 ai 25 anni o a rischio di devianza o sotto procedimento penale. E loro saranno affiancati anche dai nostri stessi cittadini bolognettesi, esperti e professionisti, per aiutarli non solo a trovare uno sbocco, cioè lavorativo, ma crearsi anche, diciamo, una qualifica. Ok, proprio in merito a questa risposta mi leggo quali sono le difficoltà che riscontrano i giovani oggi a Bolognetta nel trovare lavoro e nel costruirsi un futuro qui? Allora, credo che purtroppo, ovviamente la grande città, noi siamo alle porte di Palermo, offrono molte più opportunità anche perché hanno a disposizione bilanci più importanti e accesso a finanziamenti più importanti. Uno dei problemi, credo, della provincia in generale, soprattutto i piccoli comuni, è il rischio di spopolamento. Noi abbiamo tentato di creare una serie di iniziative per offrire e attirare anche una popolazione più giovane per garantire il futuro di Bolognetta. Uno di questi esempi che vi posso dare è Bolognetta avrà per la prima volta un asilo nido, il contratto e i lavori sono già stati consegnati. E è previsto l'apertura dell'asilo nido per 2026. Questo è importantissimo perché ovviamente per attirare giovani famiglie che magari piuttosto di vivere nella confusione delle grandi città si trovano bene in un paese di provincia non troppo lontano per motivi lavorativi, che però offre quei servizi che sono fondamentali per genitori che lavorano e creano questa possibilità di paese piuttosto di un quartiere di grande città. Continuando proprio sulla scia dei progetti, ho saputo che il 7 febbraio state organizzando un corso. Sì, questo è il secondo anno con una sinergia con diverse associazioni, diciamo, nell'ambito dell'agricoltura. Faremo il corso di potatura dell'olivo. Come risaputo, Bolognetta è una zona di olive, sì, e anticamente era conosciuto come Santa Maria dell'Ogliastro. E ovviamente noi tentiamo di valorizzare e continuare questa importante tradizione. Complimenti. E parlavamo poco fa di progetti, ma anche di investimenti. Ci sono, ecco, degli investimenti che state attuando per migliorare la qualità della vita dei cittadini? Assolutamente. Allora, noi abbiamo una serie di cose. Questo mese, speriamo in febbraio, di inaugurare la palestra, che è stato chiuso, mi dicono, da quasi circa 20 anni. Grazie ai fondi PNRR siamo riusciti a ristrutturare totalmente. Siamo anche già in discussione con società di pallavolo di Serie C, Serie B, che sono interessate nella struttura per offrire più possibilità sportive. Poi
è stato finanziato fortunatamente il depuratore, che è una cosa importante, può sembrare meno attraente a livello di discussione, però è fondamentale per il sistema fognario, migliorare la qualità della vita, ridurre l'inquinamento ambientale. Questo è stato finanziato per oltre 3 milioni. Anche le strade, abbiamo avuto un importante finanziamento dell'assessorato alle infrastrutture per le strade, soprattutto quelli nelle contrade, di circa 2 milioni e 2, che abbiamo anche qui già affidato alla progettazione. In più abbiamo, oltre all'asilo nido che ho già accennato, abbiamo una casa rifugio, cosa importantissima a livello sociale, dove abbiamo un bene confiscato alla mafia. Con questo bene e il finanziamento per la ristrutturazione, sempre PNRR, creeremo una casa rifugio per donne magari con figli minori a rischio di violenza, e ci saranno anche le stalle per i cavalli dove faremo ipoterapia, che questa è un'altra opportunità. E poi avremo un nuovo CCR, che è il centro comunale per la raccolta dei rifiuti. Allora, da come lei parla, lei ama moltissimo Bolognetta e questa è una cosa bellissima. Se posso chiederle, ecco, qual è il suo sogno per Bolognetta? Il mio sogno per Bolognetta è che noi miglioriamo già la nostra base di partenza, perché i bolognetesi sono generosi, sono solidali. Io sono la prova vivente, perché ovviamente essendo il primo sindaco americano, cioè Bolognetta si è distinto in questo senso. E poi abbiamo una tradizione rurale che è molto attento all'ambiente, ai nostri cittadini, di evitare l'inquinamento, di tenere il decoro urbano. Allora ovviamente quando uno passa un periodo di dissesto diventa difficile a mantenere i livelli. Il mio sogno per Bolognetta è che diventa riconosciuto per le sue eccellenze a livello culinario, che proprio è una stella nel panorama locale, e poi che in più viene riconosciuto proprio per la sua generosità, la sua solidarietà e l'eccellenza nella manutenzione proprio del decoro del paese. Io dico spesso, una cosa un po' rubata dai miei concittadini americani, ci vuole un villaggio intero per non lasciare nessuno indietro, e io credo che questo è un buon indirizzo o obiettivo per un paese come Bolognetta. Sì, e io devo dire che ho fatto una piccola passeggiata arrivando qua e ho trovato veramente tanta pulizia, quindi complimenti per l'impegno che ci state mettendo. Questi sono i nostri cittadini. Adesso noi andremo a scoprire, ecco, le eccellenze di cui lei ci parlava dal punto di vista enogastronomico. Sì. Grazie mille. Grazie. Buongiorno, io sono Miriam Amato, lei? Io Salvatore Nalli. È lo storico, giusto? Lo storico, diciamo, per la vita che ho vissuto. Esatto, adesso se vuole mi racconti un po' di Palazzo Monachelli, andiamo? Siamo all'interno di Palazzo Monachelli e ho scoperto che lei qui ha dei ricordi anche di infanzia, perché abitava esattamente di fronte dall'altro lato. Cosa mi può raccontare di questo palazzo? Giuseppe Monachelli. Questo signore ha avuto 2 figli, un maschio e una femmina, illegittimi. Per caso, questo figlio è stato in carcere. Ha saputo da uno di Bolognetta che era in carcere con lui, che era una persona molto sentita. Dice: ma tu assomigli moltissimo o signorino Monachelli di Bolognetta. E realmente era così, perché quando io l'ho conosciuto poi era una fotografia suo padre. Appena sentito questo, lui si è drizzato le orecchie, ovviamente, gli ha detto che era il più ricco del paese e hanno cominciato a bazzicare. Veniva qua,
Io me lo ricordo, io bambino, andavo a giocare in piazza, non era così, ma con i bambini giocavamo in piazza qua, e lui passeggiava qua sotto questo balcone. Si faceva ore e ore di passeggio qua sotto, sperando che il padre lo facesse entrare, invece no. Poi qualcuno gli ha consigliato: metti una bomba nel portone. E l'ha fatto. E così lui riconoscette. Una mattina presto, sentiamo, io abitavo dall'altra parte, sentiamo un grande botto. Mio padre immediatamente ci prende la famiglia, supponendo, perché sapeva questa storia, e ha intuito che potevano essere state loro a fare questo. Supponeva che ne avessero messo un altro dall'altro lato, dal lato dove abitavamo noi. Ci ha preso, avevamo una pagliera in piazza, all'angolo di là, e ci ha portato là, ci andiamo là, che se ce ne mettono una qua pure certo. può succedere qualcosa anche a noi. Siamo andati là, dopo un poco si sono calmate le acque, allora mio padre parte per qua, entra dal portone che si era spalancato con la bomba, e io bambino gli corro dietro. Sale le scale, perché conoscevo questo monachello, abitavamo di fronte, quindi c'era una buona conoscenza, e lo troviamo in quell'angolo che ho indicato prima, messo là impaurito, morto, sembrava una statua. Morale, dopo alcuni giorni i figli, un maschio e una femmina, sono stati riconosciuti. E questo posto è stato preso in mano Questo posto poi l'ha comprato una persona che era ritenuta il capomafia di Vicari, sposato a Bolognetta, ha comprato questa casa. Alla fine è andato in carcere anche lui e gli hanno confiscato i beni, fra cui questa casa che è stata donata al comune di Bolognetta, che ne ha fatto, come vediamo, un uso bellissimo. Sì, abbiamo visto là dentro alcuna cucina sotto ci sono... per l'utilizzo dei ragazzi, penso, no? Per la pasticceria. Sì. Sotto ci sono gli uffici. Bellissimo. E questa è la storia della famiglia. Grazie per la storia, è stata veramente... Sono ricordi che affiorano. Adesso ci troviamo con il vice sindaco Salvo Guttilla, che ci accompagnerà alle scoperte di una delle eccellenze enogastronomiche di Bolognetta, Pasticceria Delizia. Venite con noi. Grazie. E allora, ecco qui a trovarci Mauro Lofaso. Buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, voi? Bene, grazie mille per averci invitato qui nella tua casa, no? Questa pasticceria per te casa. Che dici? Andiamo a vedere un po' dentro in cucina? Andiamo. E allora, Mauro, parlando sia con il sindaco che col vice sindaco, mi hanno detto che voi qui a Bolognetta, ma e non solo, siete una delle eccellenze enogastronomiche. Tanto vuoi raccontarmi un po' della vostra storia familiare? Sì, allora la pasticceria nasce nell'85 con mamma e papà, che hanno fondato la prima pasticceria. Poi nel 90 si sono trasferiti in questa sede perché appunto la richiesta era stata di più di quello che si immaginava, e c'era la necessità di avere un locale più adeguato a quelle che erano le esigenze. Negli anni poi siamo entrati in azienda, prima mia sorella e poi io. Io ho fatto un percorso di studi a Brescia con Igino Massari. Complimenti. Dopodiché sono tornato giù, ho fatto tanti concorsi, tanti li ho persi, ma tanti li ho anche vinti. Oggi faccio parte, insieme a Igino Massari, di un'associazione che raccoglie le eccellenze della pasticceria italiana. Siamo riconosciuti dal Ministero e Massari è appunto il presidente. Appunto è APEI, Associazione Pasticceri delle Eccellenze Italiane.
Negli ultimi anni ci siamo specializzati sul panettone, abbiamo vinto tanti concorsi, siamo stati campioni d'Italia nel 2021, finalisti alla Coppa del Mondo, come miglior panettone, e poi cerchiamo di portare quello che è il territorio di Bolognetta, ma anche siciliano, in giro per il mondo attraverso eventi, attraverso determinati congressi, eccetera, dove portiamo appunto quello che potrebbe essere la cassata al forno. Per la cassata, ad esempio, candiamo noi la frutta, selezioniamo la frutta qua dal territorio per candirla proprio qua dentro il nostro laboratorio, quindi non compriamo frutta candita pronta, partiamo proprio dalla materia prima selezionandola direttamente dai produttori. E allora adesso, dopo tante parole, io direi che è il momento di farmi assaggiare qualcosa. Questo panettone ha vinto il premio nel 2021 e quindi io sono super curiosa di assaggiarlo. Va benissimo, speriamo che dopo aver convinto dei giudici internazionali riusciamo a convincere anche voi. Intanto com'è fatto? Raccontacelo. Allora, questo di qui è un panettone Casachella, appunto perché ci piace giocare sul territorio. Il nome Casachella viene dalla montagna che sovrasta il nostro comune. Noi lì abbiamo un piccolo appezzamento di terra dove ci sono degli alberi di albicocche, amarene e mandorle. Quindi noi caramelliamo le mandorle che raccogliamo lì e candiamo le albicocche e le amarene, raccolte sempre lì, e viene fuori questa piccola selezione di panettoni, che non ne facciamo tantissimo appunto perché gli alberi quelli sono e quel frutto fanno. Quindi quanto ne producete? Di questi saranno all'incirca 400 pezzi, 400-500 pezzi. Però finendo quelli mi manca la una frutta. piccola paradatte. Sì, diciamo non andiamo a prendere, potrei acquistare le albicocche e le amarene da delle aziende specifiche o prendere le amarene e le albicocche, candirle noi, però perderebbe un po' il senso del progetto che è quello che è Casachella. Io ti ringrazio per avermi fatto assaggiare questa eccellenza e niente, alla prossima allora. Prima di andare volevo omaggiarti, Edo, con un pensiero da parte nostra, della nostra pasticceria. Ah, grazie. Preparato insieme al mio aiutante. Grazie. Ma tu cosa vuoi fare da grande? Il pasticciaio. Mamma mia, ti meriti un bacio, posso? Grazie mille. Ciao. Siamo di nuovo qui con Salvo Guttilla, grazie mille per averci invitato qui. Tu sei vice sindaco ma sei anche un imprenditore perché gestisci questo posto, è tuo, e ci racconterai l'evoluzione di Tenuta Scozzeri perché non si chiamava così e tra l'altro è un'azienda agricola e adesso racconteremo la storia dall'inizio. Partiamo da una base importante, Bolognetta, come si chiamava prima? Allora, Bolognetta prima si chiamava Ogliastro, quindi qua ci troviamo a Tenuta Scozzeri, che è una delle tenute più grandi che esisteva prima del 600, che era della famiglia Beccadelli Mancini, che poi hanno venduto alla famiglia Bologna. Qui sono nati col tempo due agriturismi, che poi praticamente pian piano sono diventate adesso un'azienda agricola che soprattutto si occupa di coltivazione di ulivo e poi turismo rurale, dove facciamo grandi eventi, banchetti di ogni genere come turismo rurale. Però l'attività primaria, appunto, dicevo, è l'azienda agricola che coltiva ulivi con un'estensione di circa più di 50 ettari. Ci sono degli agrumeti e anche degli ortaggi che servono esclusivamente a chilometro zero per la nostra attività ristorativa. Quindi possiamo definire questa un'altra eccellenza di Bolognetta. Esattamente, sì. Qui Tenuta Scozzeri è molto conosciuta nell'Interland, sia nella provincia di Palermo che possiamo dire anche in tutta la Sicilia, perché facciamo eventi anche da lontano, da fuori. Noi siamo anche qui perché abbiamo conosciuto Settimo Guttilla, che ci ha raccontato la sua storia e raccontava della sua infanzia passata qui tra gli ulivi, perché il padre aveva qui un appezzamento. Ecco, sì, raccontami meglio. Esattamente. Allora, Settimo Guttilla è un cittadino di Bolognetta, di cui conosco molto bene, e il papà di Settimo Guttilla praticamente si occupava esclusivamente di agricoltura e aveva allora ai tempi, si dice, in cabella, in affitto, adesso possiamo parlare di affitto,
questa tenuta che era stata affidata a lui, che coltivavano le olive, e quindi Settimo da bambino è cresciuto qua. Lui dice quasi sono nato qua. Va bene, adesso che dici? Andiamo a vedere, ecco, questo appezzamento di olivi? Sì, certamente. Siamo arrivati qui, dove ci sono i vostri una parte degli olivi, sì. E allora, quindi, cosa fanno qui, ragazzi? Ma questo è il periodo, l'olivo è stato già raccolto, sì. Quindi questo è il periodo di potatura, quindi potano gli alberi, poi si pulisce un po' il terreno, si aspetta di nuovo il raccolto che avverrà a fine anno, da settembre, ottobre, novembre in poi. E tra l'altro il sindaco mi raccontava che giorno 7 avrete un corso di potatura. Sì, farete già utilizzare la seconda edizione di questo corso che noi facciamo è un corso molto specializzato con personale praticamente anche dell'università, personale tecnico, che fanno un tipo di potatura poligonica per dare la possibilità praticamente all'olivo di prendere il sole da tutte le parti, okay, e quindi avere una produzione maggiore di olio. E che sapore ha il vostro olio? Che caratteristiche ha? Caratteristiche, l'olio è chiamato olio dell'Agliastro, appunto del vecchio paese Agliastro, ed è un olio particolare perché praticamente è fatto sul versante del fiume Leuterio, quindi abbiamo anche un po' di salsedine del mare che sale e quindi è un olio molto buono. Molto buono. Io ti ringrazio per averci raccontato la storia e soprattutto averci portato, ecco, qui per raccontare le eccellenze di Bolognetta. Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università.